questo sit-in, a questa assemblea per protestare contro le oltre 20 morti di palestinesi che hanno contestato la nascita dello Stato di Israele, ma la non nascita dello Stato di Palestina. La non nascita dello Stato di Palestina che ha visto l'espulsione nel 1948 di oltre 1 milione di abitanti, 1 milione di palestinesi che oggi costituiscono la somma di 5 milioni di profughi palestinesi fuori dalle proprie terre, divisi tra Siria, Libano, Giordania, Kuwait, persone che non hanno diritto a tornare nella propria terra. Questi palestinesi hanno organizzato una manifestazione che si chiamava Diritto al ritorno e hanno cominciato a fare pressione da tutti i confini. Hanno cercato di passare il Golan occupato da Israele da oltre 30 e passa anni, un'occupazione che è avvenuta mano militari da parte israeliana, che si è annessa un pezzo consistente della terra siriana, cacciando e riducendo e assoggettando i cittadini siriani e i cittadini palestinesi di quella zona. I palestinesi hanno provato a rompere questo assedio, hanno provato a passare anche dal sud del Libano. La risposta israeliana è stata violentissima, appunto 20 morti e centinaia di feriti. Ma questo, per quello che riguarda noi italiani, è stato un evento ancora più tragico, perché il Presidente della Repubblica ha dato in qualche modo la legittimazione a quanto è avvenuto, perché mentre accadeva questo massacro ha ritirato un premio per la pace, per la democrazia e ha stabilito che Israele è uno Stato democratico, e mentre diceva queste parole è stato contraddetto tragicamente dai fatti, perché appunto erano diversi giovani, giovanissimi, uomini, donne che cadevano sotto i colpi dell'occupazione israeliana, che è bene ricordare e mai dimenticare. Un'occupazione che dal 2000 ad oggi ha fatto 7.000 morti, 7.000, a cui vanno aggiunti i morti libanesi dell'invasione del 2006, e parliamo di altre 1.400 persone. Se questo è un elemento di democrazia, siamo felici di esserne distanti, di trovarci a contestare l'ideologia sionista, che è un'ideologia suprematista, un'ideologia che stabilisce il diritto innanzitutto per i cittadini che si riconoscono in questo Stato e che azzerano invece i diritti degli arabi palestinesi, che continuano a vivere sotto il tallone dell'occupazione israeliana. Lascio la parola al compagno Bassam, compagno storico conosciuto, e poi daremo la parola ad altri oratori. Grazie. Allora, ieri è stato il 15 maggio del 1948, con la fine del mandato britannico è stato creato lo Stato di Israele. Le conseguenze di questa creazione è l'obbligatoria, forzata immigrazione cacciata via di più di 800.000 palestinesi, che oggi si chiamano profughi palestinesi, che vivono in vari paesi arabi, dalla Siria alla Giordania alla Palestina e in altre zone. Ma la cosa più importante oggi è ricordare quello che è successo 63 anni fa, non è quello che è successo solo 43 anni fa, perché è importante questo per salvare il diritto al ritorno di ogni palestinese che ha lasciato
lasciato la sua casa nel 48. Questo è un diritto individuale e collettivo, non è possibile cederlo a nessuno e non si può per ripagarlo. Questi cittadini hanno il diritto al ritorno alle proprie case, alle proprie terre, perché di là sono state sradicate con la forza delle armi e con la forza dei vari massacri che hanno preceduto la creazione dello Stato di Israele. Questi massacri li possiamo elencare da Kebbia, Deir Yassin, a centinaia e centinaia, per non parlare della pulizia etnica iniziata già dal 47 da parte delle varie bande terroristiche ebraiche dell'epoca, dalla Haganah, Stern, eccetera eccetera, che i loro capi sono diventati capi dello Stato di Israele, che questi terroristi sono diventati l'esercito dello Stato di Israele. Queste devono capire che quelle persone che sono state cacciate dalle loro case devono tornare, perché questo è un diritto naturale di ogni persona e non possiamo lasciarlo stare, e questo è legato a qualsiasi soluzione, a qualsiasi risoluzione che potrebbe guardare la questione palestinese. Senza il diritto al ritorno non c'è pace e non c'è giustizia nel Medio Oriente, che sia ben chiaro agli israeliani, agli europei, agli americani, al Presidente della Repubblica Napolitano, che sotto i suoi occhi ha visto quello che è successo ieri davanti a quelle persone che sono uscite nel 48 e hanno il diritto a tornare a casa loro, hanno cercato di sforzare quel confine per arrivare a casa loro nel Golan come nel sud del Libano. Questi non avevano né armi, né coltelli, né bastoni, avevano tanta voglia di vedere la loro terra, di abbracciare le loro case, i loro cari. Per questo sono morte 20 persone e centinaia e centinaia di ferite, non solo delle pallottole, perché sono state sparate anche delle cannonate contro queste persone, e questo è uno Stato democratico che continua a occupare un territorio e un popolo che non le appartiene. Fra la democrazia e l'occupazione c'è la differenza fra la terra e il cielo. Chi dice la democrazia deve essere democratico seriamente quando parla anche di 1,5 milioni di palestinesi che hanno la cittadinanza israeliana e non hanno il diritto uguale agli altri, perché questo è uno stato di apartheid che va affrontato. Questo lo diciamo noi palestinesi, perché vogliamo salvare anche i nostri fratelli ebrei, perché questo è l'obiettivo. Noi non abbiamo niente a che vedere con l'antisemitismo, perché noi siamo semiti, non siamo antisemiti come qualcuno cerca di dirlo, noi siamo antisionisti. L'antisionismo è una ideologia contro un'ideologia di stampo razzista e fascista, e questo va affrontato, va detto pubblicamente anche al Presidente della Repubblica quando dice che il sionismo, chi è antisionista è antisemita. Sbaglia, signor Presidente, perché in questo non parli a nome nostro come italiani, non parli a nome nostro come cittadini democratici liberi di questo paese, e non parli nemmeno a livello storico una cosa giusta. È quello che avreste dovuto dirlo ieri davanti a Netanyahu e davanti a Shimon Peres, che avete dei buoni rapporti con quelli che vi hanno dato un premio che non lo so se gli italiani veramente si sentono rappresentati a avere quel premio da quello Stato. Noi non lo vogliamo, e questo lo diciamo anche oggi che stai da Abu Mazen, che stai nell'autorità nazionale palestinese. Non vogliamo questa equidistanza fra l'assassino e la vittima, ci deve essere una posizione chiara e dire questo è l'assassino e questa è la vittima. Noi stiamo con le vittime, non possiamo stare con i criminali del governo israeliano, e questo deve essere chiaro, che questa è la posizione di tutti i palestinesi. Quello che è successo ieri mira a una cosa: oltre a respingere il diritto al ritorno, a rompere anche l'unità realizzata dal popolo palestinese con la firma dell'accordo fra Hamas e Al-Fatah e tutte le organizzazioni palestinesi, perché il popolo palestinese unito è capace di affrontare qualsiasi altro problema, sia a livello politico sia a livello di fronteggiare l'occupazione israeliana tutti i giorni. Noi aumenteremo tutte le resistenze non violente in Palestina occupata, di tutti, perché nessun insediamento, nessuna colonia deve avere la pace dentro il territorio occupato. Se ne devono andare perché questo è un desiderio di tutti i palestinesi, una volontà. Chi non va con la via pacifica andrà con altre vie, perché questa è una lotta, una resistenza di un popolo
nostro progetto sionista. Noi vogliamo una Palestina libera, laica e democratica, dove tutti possiamo vivere insieme, senza discriminazione né razziale, né di colore, né di religione. Questo è l'obiettivo dei palestinesi e su questo porteremo la causa palestinese alle Nazioni Unite a settembre, perché vogliamo il riconoscimento che quel territorio di uno Stato palestinese è sotto occupazione di un altro Stato, quindi va trattato come uno Stato occupante, lo Stato di Israele, e se ne deve andare se non si applicano le risoluzioni che ci stanno nella Carta Costituzionale Costituente dell'ONU, cioè si applica l'articolo 7, perché non è possibile che si applica solo in Libia, in Iraq, in Afghanistan, ma non si applica contro uno Stato che continua a occupare un altro popolo. Basta con questa misura, due pesi, due misure. Ci sono diritti da una parte e torti dall'altra. Noi staremo con la parte dei diritti. Grazie. Senatore Vincenzo Vita. Buonasera, ho solo un saluto, l'apprezzamento per questo vostro impegno, per la manifestazione che c'è stata sabato. Io sono qui a testimoniare l'impegno, l'interesse, l'adesione a una giusta battaglia di quel gruppo di parlamentari, pochi in verità, che non hanno partecipato ai voti sulle missioni recentemente. Quello che stiamo cercando di fare è di costruire in rapporto con le associazioni, con il mondo che sta fuori dalle istituzioni, una sorta di coordinamento di parlamentari per la pace. Quello che è successo ieri è terribile ed è un elemento che è augurabile risvegli un po' fuori le teste, gli animi, perché vedete, la battaglia per il popolo palestinese dovrebbe tornare a essere, come voi dite e manifestate, ma dovrebbe essere uno dei punti del dibattito politico italiano. È incredibile come nel giro di qualche anno sia completamente uscita di scena questa discussione e si dia per scontato che l'Italia, Berlusconi in testa, debba essere naturalmente schierata con Israele, e su questo tra l'altro va fatto un chiarimento, perché già mi sento qualche voce di coloro che dicono ma insomma voi non dovete essere unilaterali, chissà perché quando si parla di Israele non è lecito fare una differenza che è del tutto ovvia, e cioè un conto è la sacrosanta battaglia del popolo ebraico, un conto è il governo palestinese, che è un governo di estrema destra, che è un governo che usa la forza, che opprime i palestinesi, ed è un governo che si comporta in modo completamente autoritario. Si parlava prima delle Nazioni Unite, le Nazioni Unite hanno fatto risoluzioni, le Nazioni Unite vengono ricordate qualche volta quando c'è un attacco come nel caso della Libia, in altri casi invece le Nazioni Unite sono un organismo secondario laterale. Con Fabrizio, Andreoli, Alberto Lavolpe, altri amici e compagni abbiamo ricostruito un'associazione che viveva in passato e che poi ha cessato di vivere, l'associazione in Parlamento di amicizia con la Palestina. L'abbiamo ricostruita con l'intenzione di riportare anche in Parlamento la voce palestinese, per quello che possiamo fare noi, quindi con tutti i difetti, i limiti, però io sono qui, ora tornerò perché stiamo a vedere i risultati elettorali, perché oggi è un passaggio politico per l'Italia fondamentale. Il centrodestra sta perdendo pressoché in tutta Italia, quindi può darsi che sia l'avvio di una svolta politica italiana, e questo anche per la politica estera. Ma dicevo, sono qui a testimoniare la voglia di rilanciare questa associazione che dialoghi con le altre associazioni e che soprattutto porti in Parlamento una mozione affinché sia fatta chiarezza su quello che sta succedendo sulla Palestina e contro i diritti palestinesi. Questo è il tema
di questa manifestazione, mi pare, con tutte le differenze, forse ognuno di noi ha una storia, linguaggi, ma dobbiamo trovare il modo di coordinarci, ed è però, spero, anche la premessa per un'iniziativa che si possa fare, pensavamo come associazione, in un'aula parlamentare, anche come simbolo di questa volontà, al più presto, proprio dedicata ai diritti palestinesi. Ecco, io con questo vi ringrazio anche per avermi dato la parola, ma soprattutto, come diceva Nanni Moretti, teniamoci in contatto, insomma, non perdiamoci di vista. Grazie. Che quello che abbiamo visto succedere con la Freedom Flotilla 1, quando Israele ha fatto un'azione terroristica in mezzo a acque internazionali e poi il giorno dopo con la faccia tosta ha mandato in internet, su YouTube, dei filmati palesemente falsi in cui si vedevano gli ologrammi che penetravano delle sbarre di ferro, stavolta che cosa diranno? Hanno ammazzato, hanno ucciso dei manifestanti palestinesi ai confini interni del Libano prima che arrivassero alla linea di confine. Quale giustificazione avranno? Questi erano dei profughi il cui diritto di ritornare era stato sancito e garantito da più di 60 anni. Cosa farà questo Consiglio dell'ONU se questi 5.000 palestinesi che sono stati cacciati dalla loro terra, cacciati in modo sistematico e subdolo, cosa farebbe questo Consiglio dell'ONU, cosa farebbero le Nazioni Unite se questi profughi dal Libano, dalla Siria, dall'Egitto, dalla Giordania, da tutto il mondo, dove sono stati esiliati, decidessero un giorno di andare e praticare un loro sacro santo diritto, cioè ritornare nella terra di origine? Aspetteranno le Nazioni Unite perché questi milioni di palestinesi, solo perché palestinesi hanno avuto la sfortuna di avere un nemico così potente come Israele, il cui potere non si ferma solo a Israele, ma il cui potere viene esercitato qua in Occidente, in Italia, in America e dappertutto, aspetterebbero questi qua che Israele massacrasse di nuovo e facesse un bagno di sangue, oppure, visto che hanno fatto loro la risoluzione 194, aspetteranno che Israele massacri tutti questi profughi? E questa è la domanda che poniamo all'istituzione italiana in quanto primo alleato di Israele. Chiediamo al presidente Osama Obama Bin Laden, scusatemi, che è la stessa cosa, perché la politica è sempre la stessa, cosa farebbe in caso simile? E guarderà i palestinesi che verranno massacrati per essere sacrificati all'altare di quel paese arrogante, oppure farà qualcosa? Cosa succederà? Bisogna decidere se i palestinesi sono esseri umani che vanno trattati come tali oppure no, basta che ce lo dicano. Noi non possiamo subire per più di 100 anni, perché il nostro olocausto non è cominciato nel 48, nel 1896 è stato scritto il libro di Herzl e poi l'anno seguente hanno formalizzato il loro progetto col primo incontro dell'Organizzazione Sionista Mondiale a Basilea. È da lì che stavano progettando, da lì che si sono messi in atto per arrivare alla nascita di questo mostro che ha avuto un periodo di gestazione di 30 anni offerti dal governo inglese sotto forma di mandato inglese. Con chi abbiamo a che fare? Con l'Inghilterra, con l'America, con tutti i governi occidentali che, a prescindere dall'orrore che fa sempre Israele, sono pronti a giustificare in tutti i mezzi di informazioni. L'anno scorso, quando sono stati massacrati
29 persone. Abbiamo visto il signor Feltri cosa è andato a scrivere sulla prima pagina del suo giornale. Israele ha fatto bene ad uccidere, a sparare. E questa volta cosa scriverà Feltri? Che erano dei terroristi, erano dei vecchietti che erano andati semplicemente a vedere la terra da cui sono stati cacciati. E se questi decideranno di esercitare il proprio diritto e di tornare lì, questi dovranno essere protetti dal Consiglio dell'ONU e dalle Nazioni Unite e da questi eserciti che per un pugno di petrolio si muovono il culo, ma per le vite umane non si muove nessuno. La Palestina dovrà diventare uno Stato libero e indipendente con tutti gli affetti. La Palestina non deve rimanere nel dimenticatoio, i palestinesi non devono rimanere nel dimenticatoio. Persone che nascono in paesi, nascono già stranieri, profughi, questi sentono una nullità perché non hanno una patria, non hanno un'appartenenza. E anche se siamo arrivati alla terza generazione, la terza generazione ha un cuore che pulsa ancora, con dentro, insieme ad ogni battito, dice Palestina, e la Palestina è mia, e nella mia terra ci tornerò, e un giorno, e spero non sarà lontano, tutti i profughi palestinesi avranno almeno il diritto di scegliere, tornare e tornare, oppure venire risarciti per tutto l'orrore che hanno subito i loro avi che sono stati cacciati via, non esiliati, cacciati via, e tutti gli altri che sono arrivati sono nati in esilio oppure nei campi profughi, dove si vive una situazione di disumanità. Una risposta a queste persone, una risposta al posto che è la miccia di questo mondo che sta esplodendo e sta lì in Palestina. Nessuno si pensi di essere lontano da quella terra, perché la politica di quello Stato assassino non si ferma lì, ma viene applicato, aiutato pure all'estero. E sappiamo che la popolazione non la pensa nello stesso modo in cui la pensano i governi. Lì si fanno i calcoli, lì siamo dei numeri, non siamo esseri umani, ma siamo qua per ribadire una volta che siamo esseri umani, tali quali agli altri. Non siamo né superiori, come rivendica qualcun altro, né inferiori, come rivendichiamo noi. Siamo uguali, e ripeto ancora, non continuiamo con questo orrore, torniamo alla nostra origine, e ripeto quello che ha detto Vittorio: siamo umani, siamo umani. Grazie a tutti.